2 o 3 punti che a me sembrano sostanziali in questa discussione. Il primo, ragioniamo di prestazioni economiche dei dirigenti della Regione del Veneto. Non si tratta semplicemente di riorganizzare la giunta o gli uffici, si tratta di mettere le mani in uno dei gangli più importanti, più strategici per la capacità che la macchina amministrativa regionale ha, auspichiamo, di rispondere alle richieste dei cittadini, e lo si fa in maniera pesante. Non è una semplice modifica che può essere liquidata con un proviamo a lavorare meglio, a trovare le condizioni per farlo, perché si cambia radicalmente l'impianto con il quale la Regione del Veneto decide di costruire la relazione con la propria dirigenza pubblica. Cioè si passa che da 3 diventano 10, quindi si aggiungono 7 figure apicali il cui trattamento accessorio esce dalla contrattazione collettiva nazionale ed entra in carta bianca nella discrezionalità della Giunta. È legittimo? Certo, Assessore. Può il Consiglio aver ben chiaro però cosa stiamo facendo? Rispetto ai quali 10 dirigenti formalmente vige solo il vincolo del tetto massimo previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica. Non ci sono altri vincoli, se non un invito alla Giunta a poter applicare alcuni criteri di gerarchia. Vuol dire che 7 figure che oggi a norma nazionale sono pagate 146.000 euro, perché lo dice il contratto nazionale e quello siglato dalla Regione del Veneto di contrattazione decentrata, potranno avere un trattamento economico diverso. Lei mi dice, ma la consigliera Camani pensa sempre male e pensa che noi andremo a spendere di più. Se non è così me lo deve dire, così poi andiamo a vedere se è vero o non è vero. Io penso che andremo a pagare di più perché ho visto quello che è accaduto mutatis mutandis con il direttore dell'area sociosanitaria, che prima stava, come le altre 7 figure di cui parliamo oggi, dentro la contrattazione collettiva ed era pagato 146.000 euro. Dopo che abbiamo fatto la legge in cui abbiamo delegato alla Giunta la facoltà di definire le prestazioni, quel direttore da 146 oggi prende 172.000 euro più il premio che non è ancora ovviamente pubblicato. Ora, penso male io se penso che quando la Giunta deciderà le prestazioni accessorie pagherà i direttori d'area di più di 146.000 euro? Spero di sì. Spero di sì. E se anche dovesse essere che li pagate di più, ecco perché dicevo costruiamo delle formule di trasparenza concreta e fattuale e non solo formale. Se costruiamo le condizioni per cui ci spiegate perché decidete di pagarle di più, in una fase storica in cui le professionalità anche in ambito di dirigenza pubblica sono importanti, magari costruiamo insieme anche la narrazione esterna in cui spieghiamo perché li paghiamo, decidete di pagarli di più. Invece così voi ci chiedete come Consiglio di esercitare il nostro potere legislativo per darvi una delega in bianco senza che voi ci abbiate detto quanto li volete pagare, sulla base di quali criteri vorrete individuare le nuove prestazioni accessorie. Io mi sarei aspettata questa risposta. Consigliera Camani, guardi, ha ragione, adesso le spiego. La Giunta intende definire sulla base di questi criteri il trattamento economico dei dirigenti. Non le chiedo la cifra, i criteri. Lei non mi ha risposto così. Lei non ha risposto nel merito. Delega in bianco, e siccome è facoltà del Consiglio concedere questa delega alla Giunta oppure no, io dico che per quello che mi compete questa delega in bianco, visto il precedente, non la concederei. E non è solo una questione economica, cambia proprio anche il fondo da cui dovrete prendere le risorse per pagare queste persone, perché non saranno più risorse che escono dal fondo per la contrattazione decentrata e non ho capito da dove li prenderete. Ecco perché dico che alla fine, secondo me, la somma di questa operazione sarà un aggravamento dei costi per le casse della Regione del Veneto. E voi chiedete al Consiglio di dare una delega in bianco per consentire alla Giunta, se vorrà, di aumentare gli stipendi dei dirigenti pubblici, senza spiegare il perché, senza spiegarmi quali sono i criteri che giustificano
l'eventuale aumento, mentre ci sono persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Capisce, Assessore, che non sono io esigente nel chiedere le risposte. Penso che da un'amministrazione importante come quella della Regione del Veneto un po' di attenzione, sensibilità rispetto al dibattito pubblico sia necessario. E vado a chiudere. Altra questione, Assessore. Non le fa onore dire ci sono 2 assessori in meno e avremo 5 dirigenti in più? Perché io ho capito che fa tutto Zaia, ma non credo che lei mi voglia dire che possiamo fare a meno degli assessori, ma ci servono più dirigenti, più vicari. È proprio una brutta pubblicità che fa al suo lavoro. 2 assessori in meno, ma 5 vicari in più. Mi viene da pensare male se lei mi fa queste affermazioni. E allora, siccome in questo progetto di legge non ci si occupa di questioni che invece, secondo me, sono fondamentali, io mi sarei aspettato un testo completamente diverso, che migliorasse la qualità della regolazione, che definisse una legislazione adeguata all'obiettivo, che è quello di fornire servizi efficienti ai cittadini. Ecco perché penso che il giudizio al momento su questo progetto di legge sia davvero negativo.